L'evento della Borsa della Ricerca è stato un evento molto positivo per Huawei, perché ha permesso di entrare in contatto con spin-off e start-up e vedere l'evoluzione tecnologica nella ricerca italiana. In particolare abbiamo notato una spin-off molto interessante, Small Pixel, che si occupa di tecnologia video, cerca nella sua tecnologia di mantenere la qualità o anche aumentare la qualità di un video durante il processing. Questo team è composto da una trentina di persone dell'Università di Firenze, dirette dalla professora Del Bimbo, che è un riferimento per questa tecnologia nello scenario italiano e ha un potenziale di crescita molto elevato. Questo è il motivo per cui abbiamo premiato questo gruppo universitario, questo spin-off. Huawei investe molto nella ricerca, essendo un'azienda leader nel settore tecnologico delle telecomunicazioni ed è un nostro piacere, una nostra intenzione quella di contribuire alla ricerca che si fa in Italia con università, spin-off, start-up e di poter cogliere da una ricerca congiunta i frutti di questa collaborazione e poter introdurre nuove tecnologie nei prodotti futuri di Huawei. Io sono Lorenzo Seidenari di Small Pixels, noi siamo uno spin-off dell'Ateneo di Firenze e siamo una startup che si occupa di deep learning e computer vision applicato alla trasmissione e compressione video. Questo è il nostro primo anno alla Borsa della Ricerca che, nonostante lo svolgimento chiaramente in remoto rispetto quindi ad un evento fisico, è stata un'esperienza estremamente interessante per noi, ci ha consentito di entrare in contatto con realtà industriali di spicco, alcune con cui eravamo già in contatto, altre invece delle nuove realtà, e in tutti i casi, tutti gli incontri che abbiamo avuto, sono sempre emersi problemi di cui noi ci occupiamo, quindi relativi alla qualità del video e alla trasmissione del video. Infine, una delle cose che ci ha dato più soddisfazione di questa esperienza è ricevere un riconoscimento, quindi un award della Borsa della Ricerca da Huawei, che è ovviamente un'azienda che non ha bisogno di presentazioni. In virtù di questo premio abbiamo avuto una serie di contatti con diversi dei loro team, con cui abbiamo iniziato a sviluppare delle idee di collaborazione su problemi appunto legati al nostro core business, che è appunto la compressione e il miglioramento della qualità dei video.